Buongiorno a tutti dallo stadio di Solesino e so che vi stupirà questa nostra diretta, ma tanti nonni e tanti genitori alla fine ci hanno convinto a riprendere questa follia perché insomma può essere tanto utile appunto per tutte le persone che non riescono a seguire i propri figli, i nipoti, i cugini e quindi stiamo di nuovo qua a impegnare i nostri sabati pomeriggio e speriamo insomma di regalarvi un paio d'ore di bel gioco e di quattro chiacchiere come se fossimo al bar sport, visto che poi è anche morto Stefano Benni, dedichiamo anche una piccola cosa a lui. Oggi siamo qui per vostra fortuna anche con un caro amico che mi aiuterà nella cronaca e salutiamo Omar Tommasello, Ciao a tutti. che è anche lui uno dei motivi per cui siamo qui oggi. Diciamo che insomma riprendiamo con piacere l'attività, anche se speravamo di riposarci un po' quest'anno. Non so se riusciremo a fare tutti i sabati le dirette, ma quello che riusciremo a fare volentieri. Salutiamo i nonni di Eric, salutiamo Eric che purtroppo è a casa malato e facciamo tanti auguri a Biagio che oggi compie 25 anni, Augurissimi a Biagio. il nostro fan numero uno. Al volo così diciamo la formazione del Rovigo, abbiamo la distinta in mano, quindi leggiamo un po' di nomi. Numero 1 Finessi David, numero 2 Gardina Edoardo, numero 3 Toffanina Alessandro, numero 4 Schiesaro Matteo, numero 5 Busi Alessandro, numero 6 Campion Matteo, numero 7 Polichetti Pietro, col numero 8 Calzavarini Cristian, numero 9 Zanaga Alessandro. numero 10 Scevera Kivan Dennis, numero 11 Mesini Alberto. A disposizione per il mister abbiamo El Hamdi Sad, scusate se non so leggere bene il nome, spero di averlo letto correttamente, poi Callegaro Mattia, Resini Tommaso, Bascia Eriment, Pasqualotto Angelo, Paltanin Nicolò, Caranello Elia e Vitka Vittorio. Abbiamo già i tifosi che fanno interferenze. Sì. Prima questa, è un'uscita ufficiale Oggi è della l'uscita. nazionale di Rovigo. Vediamo papà Polichetti in formissima quest'anno. Bene, grazie mille. Andiamo a vedere la prima giornata di campionato, se riesco a trovare, eccolo qua. Quest'anno sarà sempre un campionato che si svolgerà tra Padova e Verona per il nostro girone, che è il girone D del Veneto, chiaramente. Allora, partite di oggi. Noi siamo proprio la primissima perché siamo gli unici che giocano alle 15. Poi abbiamo tutte le altre partite inizieranno alle 15:30, quindi Atletico di Città di Cerea contro Isola Rizza, Bevilacqua Calcio contro Duomo, Porto Viro contro Virtus Bagnoli, Nogara contro Union River, Nuovo Monselice Calcio contro la Vittoriosa, Tagliolese e San Bonifacese e l'ultima partita alle 17 Bovolone e Belfiorese. E quindi vedremo un po', non conosciamo la maggior parte delle squadre perché ci sono tante squadre nuove che noi non abbiamo mai visto, a parte vabbè le storiche come Union River, Tagliorese, Portoviro, il Duomo, loro le conosciamo molto bene. Vedremo come si svilupperà questo campionato. La nostra squadra è formata da tanti 2008, quindi tanti ragazzi giovani, sempre largo ai giovani. In panchina abbiamo il mister Resini, anche lui non conosciuto almeno da parte nostra, e vediamo insomma quest'anno come andrà. L'importante è che i ragazzi si divertano e che stiano bene insieme. Ecco le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo.
Diamo la formazione rossa e quella del Solesino. Purtroppo non abbiamo i nomi dei ragazzi del Solesino, ci scuseranno. Cercheremo di organizzarci le prossime volte con le distinte delle altre squadre. Sullo sfondo della foto di rito ci saremo anche noi. In maglia blu, pantaloncini bianchi, all'angolo destro I nostri ragazzi c'è la squadra del Rovigo. Esatto. Dai ragazzi, noi chiaramente saremo sempre di parte, purtroppo, scusate, ma tifiamo Rovigo. Ecco che sta facendo l'entrata in campo le squadre. Dai ragazzi. Capitano abbiamo uno dei nostri 2006 in campo, c'è Gardina, Edoardo. Campo sintetico per questo campo del Solesino, comunque una bella struttura. 27 gradi, temperatura piacevole. Salutiamo anche il nonni Scaranello. Ciao nonno Loredano. Spero tu sia in ascolto. Dai ragazzi. Salutiamo anche il nostro sempre benvenuto Paolo Azzini, che anche spero sia a casa che ci guarda, e Cristiano e la sua super mamma. Ti aspettiamo in campo, Paolo. E si Partita parte. iniziata. Facciamo un po' di press. Il Solesino sta scambiando bene in difesa, fa girare la palla con disinvoltura. Palla recuperata da Rovigo dopo una lunga serie di passaggi del Solesino. Di là, di là. Occhio nei due, mamma mia. Ma come rimbalza la palla? Ha fatto un rimbalzo assurdo. Primo angolo per il Solesino. Era nostra, quindi l'arbitro aveva fischiato. Mamma mia. Sì, Pressing mamma, del Solesino. Aiuto. Mamma mia. Cross. Bravo Simone. No, non è Simone, scusate. Il Solesino è partito molto bene. Pressando alto sta creando qualche pericolo a Rovigo. Dai ragazzi, in difesa più sicuri, un po' più di sicurezza.
C'è anche da dire che i ragazzi giocano da poco insieme, è un gruppo nuovo, quindi devono anche imparare a conoscersi, a giocare insieme e a cercare di leggere anche le caratteristiche dei compagni, insomma. Bravo! Ma Fallo laterale. palla al nostro numero 3, Tofanin Alessandro, che rimette la palla in campo. In tre l'hanno Grande pressing del Solesino. No, fatti come Birillo. Grande numero del numero 4. Sì, bello. Bravo. Bravo Matte. Intervento difensivo di Matteo Campion, che sembrava aver subito fallo. Ma no così. Non si sono capiti in attacco È che se i cadi, ragazzi del Solesino. se cadi su questo campo ti peli come un kiwi, non so. Si torneranno a casa con le ginocchia bruciate. Sì. No, Matteo ha messo male i parastinchi, vedo una roba che spunta. Bravo, Recupero della palla del Rovigo. bravo. Sul numero 11 del Rovigo. Prova a Misini. crossarla. Ha conquistato un fallo laterale. Ancora fallo laterale per il Rovigo. Ragazzi. Palla buona per il numero 9. Un'occasione per il Rovigo. Pietro Polichetti. Dai Pietro. Ha concluso Palla la- fuori di poco. Sì, ha concluso la stagione scorsa facendo tanti gol, quindi speriamo che riprenda il ritmo. Solesino in difficoltà sul pressing del Rovigo. Fallo per il Solesino. Mi sembra che quel 10 sia abbastanza peperino e va bene così, bravo. Molto Occhio. bravi i giocatori del Solesino a venire fuori da una situazione come questa, giocandosi la palla in difesa. Molto bravo il portiere. Rosso questo. Ecco, beh no. No, è rosso veramente. Sì. Oh mamma mia. Ha preso la palla fuori area e quindi ci sarà una punizione. Ci è andata anche bene. Io adesso, scusate la mancanza, ma
da quello che sapevo io doveva essere rosso, però magari hanno cambiato il regolamento. Punizione pericolosa. Palla rasoterra pericolosissima. Solesino in vantaggio. Palla molto pericolosa, rasoterra, messa in area. E siamo sotto di 1. Ma la partita è lunga, dai. Riparte il Rovigo. Ma sono ben organizzati loro, vengono su. È una buona squadra. Si è visto da come giocano la palla con tranquillità in difesa e anche pronti a pressare quando sono in attacco. Rimessa laterale per il Rovigo. 10 è un Sheverak Ivan Dennis. Palla recuperata dal capitano del Rovigo. Uno nuovo. Fascia destra. Angolo conquistato per Dai il Rovigo. ragazzi. Dai. Va su anche Matteo. No. Sì, è su. Dai un bel colpo di testa. Pareggiamo e via. Molla le mani. Cross Dai. deviato. Vediamo se sulla ribattuta riescono a riprenderlo. Indietro perché? Bene. Bella palla scodellata al centro. L'intenzione era buona. Dai Edo. Buon intervento difensivo del Rovigo, del numero 8. Devo dire che vedo dei begli scambi nel Solesino, veloci, di prima. È veramente un bel gioco. Buono. Bello dai ragazzi! Bravo! Intervento regolare difensivo del difensore del Solesino. Se la giocano bene indietro senza paura. Sì, sono sicuri.
Punizione per il Rovigo sulla tre quarti. Siamo abbastanza distanti dalla porta. Ma lo segniamo, lo segniamo. Dai. Bello. Magari cerca qualche compagno. È andata. Bravo! Palla recuperata da Rovigo nella loro tre quarti. Passa un po' con la palla, però. Punizione conquistata Deve dargliela subito qua. dal numero 10. Stessa posizione di prima. Bello. Palla dentro. Porca miseria. Calcio d'angolo. Intervento difensivo del capitano del Solesino. Matte. Bel cross. Dai Pietro. Bravo. Buon intervento del numero 7 che riesce a portarsi a casa una rimessa laterale. Bella. Dai Pietro. Dai che c'è. Dai che c'è lì. Altro fallo laterale, ma cambiamo fascia. Matteo. Grande intervento difensivo di Matteo Campion, in scivolata. Brucia. Guarda come lo tiene. Oh. L'arbitro è lì a due passi. Questo è da dietro, ci sta, non l'ha fischiato, mi sembra che l'arbitro sia abbastanza attento in questo momento. Partita molto corretta. Sì. Sono aggressivi, ma un aggressivo sportivo, come è giusto che sia. Dai. Vai Pietro! Ma loro escono bene e poi dopo ti... Dai Cri! Stai lì, bello! Bello, Bella azione da Rovigo. Dopo centrale! Guizzo del numero 7, con tiro un po' debole, centrale. Dai Pietro! Bella azione comunque.
Fallo laterale per il Rovigo. Palla sfiorata dal difensore, sembra. Calcio d'angolo per il Rovigo. Negli ultimi minuti il Rovigo si fa sentire meglio rispetto a prima. Grandissima occasione per il Rovigo. Grandissima occasione e poi palla fuori. Ha tenuto bene la palla il numero 10. Passatevela! Un po' di confusione. Numero 9 Zanaga. Intervento difensivo del numero 5, che preferisce metterla in fallo laterale. Contropiede del Rovigo. Numero 10. Numero 10. Sembrava un fallo, però l'arbitro lascia correre. L'arbitro sicuro di sé non consulta il VAR. Secondo me non ha proprio visto perché era dall'altra parte. Il ragazzo è stato bravo perché l'ha tirato giù. Dai, Ma ci sta, va bene. malizie anche quelle. Episodio dubbio. Anche questa. Dai ragazzi. Il Rovigo comunque da una decina di minuti a questa parte qua si sta impegnando un po' di più. Recupera palloni a centrocampo e poi fa ripartire l'azione. Bello. Non a caso però, bello. E Pietro. E guarda. Palla messa in mezzo. Bel pallone che era stato messo in mezzo. Mamma mia. Ma dai, schiesa, salsi. Contropiede del Sollesino. Ecco che è ammonito. Il numero 4 penso sia stato ammonito del Rovigo. Ma perché si stanno scaldando? Sugli spalti il pubblico si sta scaldando. Secondo me anche vabbè, è la prima partita di campionato. Schiesaro per proteste immagino.
Bel cross. Comunque ragazzi, non state a farvi prendere, state tranquilli, pensate a segnare il gol, che al momento siamo svantaggi. Siamo arrivati solo al 23esimo. Sì, mi sembra infinita. Bisogna farsi grossi, non bisogna cadere per terra. Rimessa per il Solesino. Bravo! Errore del Solesino. Riparte il Rovigo. Sì. Ancora! Non ha fischiato niente. Ah sì? Dai, sta buono. Sta buono. Stasi buoni ragazzi. L'arbitro concede una punizione proprio attaccata all'area di rigore sulla destra. Dai Rovigo. Era quasi vicino all'area. E anche questo dubbio. Però Dai. niente, ci ha dato la punizione almeno, quindi. Dai, bello. Dio buono. Dai Busi. Ma no darmi in mezzo, madonna santa. Dai toffa. Fallo. No, ma infatti. Buono stop del numero 3 Per niente. che poi subisce il fallo. Questo è un fallo normalissimo, però quindi non capisco questa agitazione. Dai Busi! Intervento del portiere con tranquillità. Vai Bene. Pietro! Una buona prolunga del numero 10. Guarda la mano! Oh! Mestiere. Sì, questa è tutta esperienza e malizia fatta nel momento giusto. Buona l'idea. Troppo avanti, però peccato. Dai! Tira! No, dai! Hanno recuperato un buon pallone nella tre quarti. Sfruttata male l'occasione lì al tiro, però Ma no, dai. ci sta, dai. Cioè, almeno hanno reagito. Bravo Buon Chiesa. intervento del centrocampista del numero 4. Ragazzi, che sono... Recupera la palla. Rimessa laterale per il Rovigo. Fa girare bene la palla. Dai toffa. Mamma mia.
Bella l'idea. Peccato, peccato, dai, dai, dai. Dai, raga! Arrivano gli ultimi spettatori paganti. Sì, ma ecco. Venga, provalo. Bello. Ma no, così è bravo, Musi! Capita? Che fischiato? Non avevo sentito il fischio. Neanch'io? Vabbè. Va bene. Punizione. Punizione per il Solesino. Ha provato il tiro. No, vedi come l'ha tirata? Attento il portiere. Tesa che rimbalzi perché non si sa mai. Vai Pietro! Che palle. Passata mezz'ora. Cosa ha fischiato? Non sappiamo cosa sta parlando con un ragazzo del Solesino, probabilmente per qualche parola di troppo, non lo sappiamo. Sì. Ecco, occasionissima. Contropiede del Solesino. Bellissima parata, bellissima parata. Bellissima parata di David. Si è disteso bene e ha impedito il 2-0 per il Solesino. Bel contropiede comunque del Solesino. Bello stacco di testa e bel cross. Bellissimo il controllo del numero 10. La palla arriva al numero 11. Ma perché in mezzo? Vai sulla fascia! Palla dietro. Vediamo. Si perde un attimo. Si perde un attimo il Rovigo in questa azione qua. Però c'è come squadra, Sì. Mamma mia, questa è bruttina. Questo fallo qua mi sa che è da munizione. Sì. Ci stava tutta. Giusto. Ma era anche giusto che glielo dessi.
Niente da dire, per me l'arbitro non sta facendo male, quindi non... Vabbè, qualche decisione però ci sta, cioè... Sì, sì. In campo poi è sempre più difficile vedere le cose, perché siamo seduti qua sugli spalti. Stasera guardiamo la moviola e poi... Esatto. Grandissimo gol del Sollesino. Errore anche difensivo. Il numero 9 è stato bravo a metterci il piede. Certo, sì, certo. Qua il comunale di Solesino 2, Rovigo 0. No, ma perché vai indietro? Ma perché? Il Rovigo comunque ha dimostrato anche di esserci, si è reso pericoloso, non ha sfruttato bene le occasioni che gli sono capitate. Sì. Dopo un inizio di partita un po' così, dove la Solesinese sembrava tranquilla nel gestire la palla e nelle ripartenze, il Rovigo ha preso le misure giuste, recuperato palloni a centrocampo e ha provato ad attaccare, a pressare alto. Fallo laterale conquistato dal numero 11. Zanaga. No, Mesini. Zanaga è il 9. Tocco di mano dell'attaccante. Nel frattempo sono anche iniziate le altre partite. Contropiede. Grande intervento difensivo di Matteo. Arriva il momento giusto. Sono micidiali nelle ripartenze la squadra del Solesino. Sembrava fuori gioco. Sembrava fuori gioco. L'ha fischiato? Ah, ma l'ha fischiato? Ma non ho sentito il fischio. Fallo subito dall'attaccante, dal numero 10. Bello. Bello, bello! Ha messo una buona palla in mezzo. Tiro centrale. Buona l'idea. Punizione battuta così. Bella palla squadrata lì in mezzo. Bravo Matte! Ma basta! Piano Bravo lì. Matte! Intervento netto sul pallone. No fallo!
No! Dai, ma... Dai. Dai, peccato che sia buttata fuori. Sì. Mamma mia, come se l'ha bevuta. Bravo! Dai, non stiamo a perderci, andiamo su. Il Rovigo prova a ripartire. Palla regolare, numero 10. Il numero 10 accorcia le distanze. Dai ragazzi! Siamo al 38esimo. Dai raga! Dai che si può fare, dai! Sotto, dai! Bravo Pietro, mamma mia, niente. Bravo. Sì. E toffa. Vabbè, ci sta. Rimessa dal fondo. 5 minuti più o meno alla fine del primo tempo. Dai. Si combatte a centrocampo. Che miseria. Dai. Pressing del Rovigo che viene premiato il pressing del Rovigo. 2-2. Qua il comunale di Solesino. Il Rovigo c'è. Guarda, stavo dicendo, speriamo di pareggiare entro la fine del primo tempo. E ce l'hanno fatta i ragazzi, Gol bravi. del numero 11. Mesini Alberto segna il nostro secondo gol per il pareggio. Buon controllo del numero 10. Sì, assolutamente, bravissimi. Ma comunque mi piace comunque l'atteggiamento che stanno avendo in campo, quindi davvero bravi. Perché non mi segna il 2-2? Sugli altri campi al momento tutto 0-0. Nessun altro risultato inserito al momento su tutto campo. Ne approfitto per salutare a casa anch'io. Saluto Eric, a casa con la febbre. Mi dispiace un sacco non essere qua anche lui. Salutiamo anche la mamma di Eric, tutta la famiglia che è lì davanti al televisore, sono Ma gli abbonati. certo. Abbonati in prima fila. Abbonati premium. Esatto.
Cristian, Alessandro, fratellini. Intervento al limite. Ricordiamo che il pagamento dell'abbonamento a Urca Network si paga in birre. Pinte di birre. Oh, che proseguo. Ecco, azione pericolosa da Rovigo. Rigore. Rigore procuratosi dal numero 10. Come possono non cambiare le cose in un attimo? Il calcio è bello anche per quello. Adesso. Qualche leggerezza forse del Sollesino. Sì, magari hanno E dato Rovigo. tanto, forse hanno speso tanto all'inizio e chissà. C'è un rigore del numero 10 che spiazza il portiere. Vantaggio per il Rovigo. Viaggio! Partita da Totogol comunque. Mamma mia, veramente. Bravi ragazzi, bella partita finora. E... attenzione perché non è ancora finito il primo tempo. Una buona squadra la Sollesinese, che ha sempre giocato la palla partendo dalla difesa con naturalezza. Qualche volta gli è costato qualche errore, però si è vista una squadra senza paura e quando ha potuto attaccare l'ha fatto con dei bei contropiedi. Quindi ho visto una buona squadra. E il Rovigo dopo i primi 15 minuti è riuscito a prendere un po' le misure, con un po' più di aggressività a centrocampo, ha recuperato dei palloni che sono stati importanti per fare delle azioni pericolose, che all'inizio non hanno portato frutti, però adesso che siamo verso la fine del primo tempo, il Rovigo con 3 gol ha messo a frutto il suo gioco. Nel frattempo vi do un aggiornamento degli altri campi. Il Monselice vince 1-0 sulla Vittoriosa. E il numero 10 Questo del Rovigo fallo regalato. l'ha tenuto un po' troppo. Sì. Fallo preso però. Poi si sposta sempre sulla destra perché è destro. Ma cavolo, aveva un'autostrada a sinistra che poteva andare a sinistra. Calcio d'angolo per il Rovigo. Buoni piedi e buon fisico comunque per il 10. Mamma mia, Si il fa 2006, sai. sentire. Si vede la differenza, anche un anno in più, 2 anni in più, noi abbiamo tanti 2008, qualche 2007, insomma nel 2006 poi si è da tanto che gioca a calcio. Assolutamente un buon giocatore. Ah sì. Va bene, va bene. Il numero 4 prova il tiro, sembrava di controbalzo, coraggioso. Va benissimo così. Ricordiamo Schiesaro, detto dai compagni Brodino. Non so ancora perché, per un giorno me lo spiegheranno. Si sono tirati
tutti giù a vicenda. Qua in tribuna i decibel si alzano. Mamma mia. Mamma mia. Rovigo fa girare bene la palla all'indietro. Dai, 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 dai. Uff. Occhio ragazzi. Intervento del capitano a liberare. Bravo Edo, dai. Vai Pietro. Buon lavoro del Rovigo che col pressing Edo. Bravi, bravi. Arbitro finito. bel il tocco primo. d'esterno. Ai. Bell'intervento difensivo di Campione. Bella palla filtrante in mezzo. Fine primo tempo qua dal comunale di Solesino. Finito il primo tempo, andiamo a rinfrescarci. A reintegrarci. Esatto. Ci vediamo fra un quarto d'ora.
accesi. Eccoci, siamo tornati. I ragazzi sono di nuovo in campo, ho bevuto il caffettino. E si riprende, qua i tifosi già spingono. River, Porto Viro, Bevilacqua, Isola Rissa. Le squadre sono in campo. L'arbitro è quasi pronto, si avvia a centrocampo. Sono le 16:01. Temperatura di 27 gradi. Sta benissimo. Una Dai facchia. ragazzi, dai Rovigo. Bella tribuna, si vede benissimo. Biagio i suoi pronostici, non vogliamo sentirli in questo momento. 2 cambi per il Solesino. È entrato il numero 17, che non so cosa stia facendo, ma... Ah, ecco il foglietto. Bene. Il 15? Il 17 e il 15 sono entrati per la Solesinese. Il 17 e il 15 sono entrati, ma non so il posto. Adesso cercate di capirlo. Eccoci. Calcio d'inizio, secondo tempo. Parte Rovigo, numero 7 in fascia. Vai Pietro. Ah, peccato. Dai Pietro. Spettatori? Ce ne sono? Palla recuperata dal Solesino. Numero 7 recupera il pallone. Bello, bello, Lancia bello. in fascia. Numero 11. Che sbaglia Pallone l'aggancio. difficile da tenere in campo. Solesino all'attacco, non palla il numero 9. Bravi. Grande Bravo, intervento bravo. difensivo Bravo. del numero 5. Busi, sì. Busi Alessandro, bravo. Calcio d'angolo per il Solesino. Bella palla messa in mezzo. Mamma che rischio. Oh, fallo sul portiere. Sicuramente la sua parata del primo tempo è da mettere negli highlights.
Certo. nelle perle. Ecco. Bel controllo del numero 10. Mamma mia, peccato. Bravo. Azione che si perde, Bravo, Chiesa. recupera il compagno. Buono lo spirito Mamma del mia, Rovigo. Edo. Uff. Guarda che Matteo si è abbassato, attento, buttala via Matte. Doveva buttarla via subito lui. Buono. E che è nostra? È blu. Rimessa per il Rovigo sulla tre quarti. Dai raga, dai. Si stanno scaldando un po' di ragazzi. Grande azione del numero 7, bel tiro e bella parata del numero 1 del Solesino. Bello questo. Bravo. Era anche bello angolato il tiro. Eh sì, è stato un bel tiro, bella parata. Mancano solo 40 minuti. Beh, mancano solo 40 minuti, però con una temperatura così starei qua anche delle ore. Sì, no, per quello si sta benissimo. Temperatura ideale. Palla recuperata dal Rovigo sulla tre quarti. Bellissimo! Bella palla filtrante per il numero Bellissimo! 7. Mettila dietro. Scarico indietro sul numero 9. Bravi ragazzi, Fanno girare bene la palla. Bravi. Cross d'esterno a cercare il centrocampista. Va bene, va bene. Bella azione, bella azione. Fuori gioco però. La svirgola. Peccato, bravi però. Peccato. Palla filtrante per il numero 2 Ragazzi. del Solesino. Prova il cross. Madonna! Pericolo per il Rovigo. Palla pericolosa messa in mezzo. Rimessa per il Solesino. Bella palla recuperata dal Rovigo. Bravo. Mamma mia, sicura con 10. Bell'intervento difensivo. Bravo Pietro, in aiuto sempre per la Bene. Ma che bravo. Bravo. Punizione per il Rovigo. È un'altra sostituzione per il Solesino, esce Lotto
Ed entra il numero, non lo so, adesso lo vediamo, 16. Buon rinvio. Bella, bravo. Numero 10 un buon controllo di palla, forse subisce fallo. Fischiato. Punizione conquistata per il Rovigo. Ecco, punizione. Bella punizione. Bella punizione. Bella parata, bravi. Calcio d'angolo per il Rovigo. Bravo. Va via il numero 10 in area di rigore, prova a metterla in mezzo, fermato dai difensori del Solesinese. Altro calcio d'angolo per il Rovigo. Buonissima palla per il numero 7 che tira alto sopra la traversa. Va sempre bene comunque provarci. Sei uscito il 7, non lo vedo in campo. Intervento difensivo buono da parte di Matteo Campion. Palla persa sulla tre quarti. Ecco che si lancia. Questa è una punizione. No, Si è fatto male? mio figlio. Crampi? Sì, vabbè, crampi. Sì, basta. Da notare la sportività del giocatore avversario. Questo è un bel gesto. È che si deve un po' abituare a giocare 90 minuti perché non è proprio così. Crampi ci stanno, non è abituato a giocare 90 minuti. Punizione per il Solesino su una parte del campo molto pericolosa. Ecco che parte. Bello? Tiro teso. Parata del portiere, sembra. Sì, sì. Deviazione del portiere. Quindi angolo. Comunque... Alla velenosa però ora. Ma loro sono abituati secondo me a tirarle così su questo campo perché sanno che magari qualche rimbalzo strano potrebbe... Mamma mia, bravo. Potrebbe ingannare il portiere. Buttiamo. Oh mamma mia! Rischio per il Rovigo che vuole giocarla al limite mia, dell'area. Dagliela a 7! A 9! Dagliela! Numero 10 conquista una punizione. Gol! Nessuno si è messo davanti alla palla.
guardi sul video, non l'ho visto neanch'io. Intelligente ragazzo Sì. che ci ha provato e ci è riuscito. Astuzia. Tra l'altro ha tirato anche bene la punizione perché Gol di Chiesaro. l'ha messa all'incrocio. Ah sì, è stato bravo. Intervento sicuro di David. Bella palla filtrante del Solesino, Molto bene la controllata copertura. dalla difesa del Rovigo. Questi controlli. 4-2 al Comunale di Solesino. Che minuto siamo? Mamma mia, bravo. Bello. Riparte Rovigo, Finila. numero 9, prova a lanciare Dai, avanti, dai, ma non dai, c'è dai, nessuno. dai. Ma va bene. Bravo. Bravo Chiesa. Guarda, la seconda palla. Dai ragazzi, dai. Stiamo un po' dormendo, Bravo, mamma mia. Fuori, sì. Calcio d'angolo per la squadra del Solesino. Il Rovigo un po' distratto in questa azione e così si creano situazioni favorevoli per la squadra avversaria. Tutti saltano, nessuno la prende. Palla per il numero 4 che prova il tiro a giro. Un bel tiro, fuori di poco. Il solesinese prova a rialzare la testa. Psicologicamente è stata dura. Due ragazzi, occhio. Numero 9 salta tutti, mette la palla in mezzo, mette una buonissima palla in mezzo e nessuno la prende. Per fortuna per noi. Grande tiro, grande parata e buon intervento difensivo del Rovigo. Comunque l'arbitro aveva alzato la mano del fuorigioco, Ah, ok. Quindi anche questo l'abbiamo scampata. Qualche disattenzione negli ultimi minuti della squadra del Rovigo.
potevano costare caro e riaprire la partita. Toccato palla e poi la gamba. Protegge bene il numero 10. Va bene Alessandro, va bene. Sarà che è la prima partita. Sembrava che la palla fosse uscita. Calcio d'angolo per il Solesino. A mano volontaria. Rimessa laterale. Mamma mia, mezzo però. Bravo. Confusione, però il Rovigo ne esce bene. Bello. No, troppo. Palla troppo lunga, Peccato. però bella l'idea. È bella l'idea. Io metterei un po' di forze fresche. Infatti vedo movimenti nella panchina del Rovigo. Bravo Pietro, bravo. Sostituzione per il Rovigo. Chi esce? Adesso vediamo. Esce il numero 4, esce ed entra il numero 14 che è Resini Tommaso, ed entra il numero 13 Callegaro Mattia per il numero 2 Gardina Edoardo. Quindi escono Gardina e Schiesaro ed entrano Resini e Callagaro. Riprende il gioco. Il 14. Buon intervento del Numero 10 che parte. numero 14 appena entrato. Bravo Mondo. Bello, Bella azione del Rovigo. Bello, peccato. Vabbè, dai. Buone le idee, questi spunti. Bravo Busi. Bravi ragazzi. Buon intervento del centrocampista. Sono riusciti a guadagnare un fallo laterale. Due ragazzi del Rovigo che si sono aiutati.
col sole, soffre col sole. Perfetto oggi. Perfetto oggi. Perfetto giocare così oggi. Una bella temperatura. Fuori Il Rovigo conquista palla, la riperde. Vai Cri, Peccato. dai! Però La Madonna. vedo la grinta giusta, vedo. Molto attenti. Hai fatto male. Ah, una bella botta. Sai quando vai a calciare? Sandro! Fa male, fa male. Comunque si è rialzato il nostro Toffa. Dai Pietro! Buona apertura. Bravo Pietro, che ha tenuto la palla. Numero 7 Bello. va in profondità. Che sfortuna. Un rimpallo che non nera. aiuta. Però l'atteggiamento è quello giusto. Vai Cri! La maglia. In coro. Aiutela arbitro, mi raccomando. Intervento d'astuzia del numero 14. Al limite del regolare. Però ci sta, sì. ci sta. Sono quelle piccole cose che fanno la differenza. Piccola spinta, non da fischiare. Non c'è nessuno in mezzo, ragazzi. Mamma mia! Grande parata del portiere col tiro che rimbalza davanti alla porta. Bravo Matte. Salvataggio, grande salvataggio da Rovigo. E David ci ha messo il suo Mamma anche mia. questa volta, col pallone che gli è rimbalzato davanti. Chiederemo alla regia di mettere negli highlights anche questi interventi. Esce il numero 9. Dai, animo. Il numero 9 Zanaga ed entra il numero 17 Paltanin Nicolò. Calcio d'angolo. Solesino scambia. La mette in mezzo. Bella? Bel colpo Carica. di testa, ma il portiere c'era. Sì. Sì, sì. Infatti gli ha dato carica al portiere. Quando salta il portiere ha sempre ragione lui. Ah, vai Tonino. Vai Tonino. Grande. Non ci siamo annoiati qua al comunale di Solesino. La svirgola. Mano del Sì. giocatore del Solesino. Ma è peccato. Dai 11. Bravo. Punizione conquistata dal numero 11 del Rovigo. Ti ha messo la zampetta e l'arbitro era lì, ha visto tutto. Passa Cri, dai Cri! Sai che è? Non ho capito, ma scusa.
Perché ha fischiato? Boh. Perché ha fischiato? Ok. Ok, perché il giocatore aveva chiesto la distanza, a differenza di prima quando abbiamo segnato su punizione, che il giocatore non aveva chiesto la distanza e quindi ha potuto tirare e giocare subito, infatti abbiamo segnato. Punizione per il Rovigo. Bello. Palla in profondità, bella l'idea, Bello. bellissima l'idea. Bello. Grande parata del portiere sul bel tiro del numero 10. Bella azione. Bravi. Bella azione e il portiere salva il risultato. Andiamo sulla ribattuta. Sì, va bene. Signore. Bravo Busi. Sì, Vincent! Bella palla messa in mezzo. La protegge. Bravo, 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 bene. Rimessa dal fondo. Il numero 17 non ci ha creduto. In effetti era un po' lunga. Ci avviamo verso il 30°, verso la mezz'ora. Buona palla messa avanti. Sembrava che ci fosse fallo. Non è della stessa opinione il signor arbitro. Ha preso una botta e mi sa... Adesso sì. Ma dai, buone. Ci sta questo fallo tattico fatto a centrocampo. Buon anticipo. Una cosa. Peccato. Ehi. Bravo, bravo, bravo. Coraggioso l'intervento del portiere. Una cosa che è emersa nella squadra del Rovigo è il carattere. Sì. Dopo 15 minuti del primo tempo la partita è cambiata e poi ci hanno creduto sempre di più. L'importante è che adesso... sì. Sa che questo è un fallo Cartellino, da munizione. sì. Cartellino giallo per il numero 8, Calzavarini. No, ci stava tutto questo. Giusto. ci stava il fallo Certo. e ci E sta ci anche sta la la munizione. munizione.
Tiro fuori. Manca più o meno un quarto d'ora. Ah, peccato. Provava Era bello, era col bello. contropiede, riprova ancora, palla in avanti, Sembrava quasi manina. controllo del numero 11, tiene la palla e riesce a metterla in mezzo. Pallone, bella azione del Rovigo comunque. No, era fuori, arbitro! Che scito! Buon intervento del numero 8 che mette la palla in fallo laterale. Palla in area, Bravo Busi. Angolo. partita ricca di emozioni. Bravo, 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 bravo. Molto bravo. Tagliela. Campi liberi per contropiede, troppo avanti, È partito troppo tardi. troppo avanti. Palla ancora in campo, Dai Busi. Gioca come i pavoni. Gioca. bello scambio tra il 10 e il 14, bella palla in profondità per il numero 7. Bravo Pietro. Dio, ma... Un'altra sostituzione, esce il numero 8 ed entra il numero 16, 8 è Calzavarini. Ed entra Pasqualotto, entra Angelo. Adesso Biagio è contento perché c'è Angelo in campo e Ricordiamo che Biagio dopo ringraziamo anticipatamente che ci offrirà una cena di pesce. esatto. Qua siamo a Solesino, magari c'è ancora il lago Smeraldo. No, si fa c'è pubblicità. l'antica quercia qua vicino. Ancora Grazie, meglio. ringraziamo Biagio, il papà, che Salutiamo anche la Cri, è a casa che ci guarda. bel cross, Bello giro, peccato, era bellissimo. Dai Panta, calcio d'angolo conquistato bravi da ragazzi. Nicolò. Voltani, sì. Dai, magari. Con quel testone che ha. Dai, Champ. No.
qualche protesta in tribuna. Guarda come si abbraccia qua. E questo? No, sono d'accordo. Si dibatte qua in tribuna. Lo sappiamo bene noi. Lo sappiamo bene, esperienza. Intanto il tempo passa e siamo arrivati Il al tempo passa e se ne va. Siamo arrivati quasi al 40°. Adesso te lo dico. Siamo all'82esimo. Bel tiro al volo. Bel tiro al volo, anche se sopra la traversa, però sempre da apprezzare il gesto. Il coraggio. Sostituzione. Entra il numero 19 ed esce il numero 11. Bene, buona Il partita numero anche del 11, numero 11. sì, Mesini Alberto esce ed entra Vittorio Bitka. Non so se ho letto giusto, scusatemi se non sono stata proprio precisa. Mi farò dire dai ragazzi esattamente le letture dei cognomi. I ragazzi del Rovigo sono cresciuti bene durante la partita. Il Rovigo tiene comunque, ha preso le misure, spesso si combatte in qualche zona del campo dove non ci sono pericoli, sta controllando la partita, il Solesino è un po' calato. Bella palla messa in mezzo. Vai Angelo! Dai. Benissimo. Punizione guadagnata dal numero 19, adesso ti dico. Queste punizioni qua sono oro. Vittorio. Era telefonato questo passaggio. Comunque vabbè, era bella l'idea. Bello il numero. Fallo. Il numero Sì, ma ci del sta. numero 9. Ci del stava il Solesino. fallo di Angelo per bloccare l'azione di contropiede. Ci sta. Fallo tattico. Ci sta. Che miseria. Bravo Matte. Bravo Matte. Intervento difensivo di Campion.
Rovigo in vantaggio di 2 gol. Siamo all'87esimo. Molto attenti comunque i giocatori del Rovigo. 88. Vittorio. Ringraziamo Valentino e la Cinzia per essersi rimessi in gioco per rifare questa avventura. Sì, abbiamo detto già che non so se riusciremo a farle tutte, ma quello che riusciamo a fare volentieri. 2. Dagliela, mamma. Matteo, sei Brava fuori punizione posizione. quella subita dal numero 14. Intervento al limite di Campion. Eccolo, seppure è fatto male. No? 2 giocatori a terra. No, Matteo è là. Chi è quello lì? 2 giocatori a terra. Intervento Matte. di Champ. Bravo! Grande Bravi ragazzi. grande istinto del portiere. Veramente. Grande istinto del portiere. Forza, resistete! David ha preso almeno 3-4 palle importantissime. Lancia distante! 5 minuti. 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero. Tantissimi. Con tutti i In cambi che effetti ci ci sono sono stati. stati infatti un sacco di sostituzioni. Dagliela! Passa Enrico. Dagliela! Dai Angelo! Buon tiro di Angelo. Pasqualotto. Aveva o a destra o a sinistra? Dai, lasciamoglielo, la prima partita. Ha giocato bene. Madonna. Ma no, infatti. E il signor Valentino, da non fare niente quest'anno qua, da prendersi l'anno sabbatico, avrà da lavorare. Anche perché gli consiglio molte azioni da highlights. Quindi da fare 0 fa 30, 31 e anche 32. Ricordiamo anche al signor Valentino che dovrebbe anche laurearsi. Ha un solo esame da fare. Uno! Bene, bene. Mannaggia. Punizione conquistata da Rovigo. Mamma mia, aiuto. Si appresta a tirare la punizione il numero 10,
che abbiamo già avuto modo di constatare che ha i piedi buoni. Anche in una partita di precampionato mi sembra che l'abbia cacciata nel 7. Bella, bella, peccato centrale. Sì! Partita finita qua al Comunale con risultato di 4-2. Bravi ragazzi. Rovigo porta a casa 3 punti. La Solesinese però è una buona squadra. Si è persa quando è venuto fuori il carattere dei giocatori del Rovigo. Sì, decisamente bravi, bella partita, bel carattere. Bella partita. Sì, complimenti ai ragazzi. Noi vi salutiamo per oggi, salutiamo tutti i nostri spettatori, ringraziamo Omar che è venuto qui a passare il suo pomeriggio insieme alla sua compagna, aspettiamo il saluto dei ragazzi. Niente? Salutano? No, sono umili i nostri ragazzi, va bene così. E TPO. È tutto per ora, alla prossima puntata. Aspettiamo i ragazzi. Bravi ragazzi, Cinzia vi saluta e grazie a tutti, a sabato prossimo. Un saluto e ringraziamento anche da Campione.